Ciao a tutti amici di Mattoscacco, bentrovati. Quest'oggi vi mostro una partita di Carlsen quando aveva solo 15 anni. Chiaramente stiamo parlando di un giocatore talentuosissimo. Se a 12 anni era prossimo al titolo di grande maestro, che poi, se non erro, ha raggiunto a 13 anni e qualcosa, a 15 aveva un elo di ben 2570 punti. Il suo avversario è un altrettanto giocatore fortissimo che all'epoca, nel 2005, aveva 2690 e stiamo parlando di Gata Kamsky, considerato per un periodo il primo non professionista a livello mondiale, quindi il giocatore più forte che non si dedicava totalmente al professionismo. E Gata Kamsky, se non erro, era un medico, quindi aveva deciso di lasciare la carriera scacchistica per dedicarsi agli studi universitari, quindi diventare medico. E 4 per il bianco, giocatore talentuosissimo il bianco, contro il giovanissimo, contro il bimbo, l'adolescente Magnus Carlsen. C5, apertura siciliana. Carlsen subito si dimostra un giocatore molto creativo. Chiaramente giocare alla siciliana vuol dire giocare per vincere e non si tira indietro contro un avversario molto più quotato di lui. Cavallo F3, cavallo C6, dunque D4 e come spesso dico, come spesso sicuramente avete sentito, in presenza di due pedoni centrali, uno dei due dobbiamo rimuoverlo e quindi pedone per D4 sulla scacchiera non è altro che il modo migliore e più facile per proseguire. Cavallo F6, attacchiamo il pedone 4 cercando di evitare che il bianco con facilità possa creare quella struttura, quello schema che prende il nome di apertura Maroczy, ossia un momento in cui il bianco imposta un pedone in C4. La partita prosegue. Cavallo C3, pedone 5, cavallo B5. Guardate che strana questa mossa, chiaramente siamo in piena teoria, questa è una mossa che prende il nome di apertura e Svesnikov, dipenderà un po' da come andrà la sequenza di mosse successiva, quindi nella siciliana un pedone in E5 con una debolezza che chiamo pedone D7, un pedone un po' più arretrato, e questa mossa E5 crea immediatamente due casse deboli, che sono queste qui che sto colorando, di verde, non più controllabili dai pedoni, ma dà inizio a una sequenza di mosse creativa, tattica, avvincente, appunto della variante Svesnikov, Kalashnikov, Lowenthal, dipenderà un po' da come proseguiranno entrambi i giocatori. Alfiere G5 sulla scacchiera, adesso la lotta di questa partita è la conquista della casa D5. Il bianco è subito pronto a saltare, però se saltasse il nero lo cambia e allora alfiere G5 serve per rimuovere il cavallo controllore difensore della casa D5. Pedone A6 sulla scacchiera, il cavallo torna indietro e dopo B5 è il nero che sta cercando di creare una minaccia. Siamo ancora in piena teoria, è chiaro che questa minaccia del pedone in B4 permetterebbe al nero di vincere immediatamente, ma il nero che conosce l'apertura e sicuramente si aspetta la mossa corretta dal bianco, che non è altro che cavallo D5, quindi cavallo D5 sulla scacchiera che si collega all'idea iniziale di alfiere G5 perché sfrutta l'inchiodatura e quindi permette l'occupazione immediata della casa centrale. Alfiere 6 sulla scacchiera, cattura in F6, lo riprende, quindi pedone C3. Ci sono diversi modi di proseguire da bianco su questa apertura, su questa variante, però quello che dobbiamo cercare di sapere è che il bianco cerca sempre di impostare un gioco sulle case chiare, perché l'unico alfiere che resta all'interno della scacchiera è appunto quello di case chiare. Il nero, da parte sua, dà molta importanza al suo alfiere di case nere, semplicemente perché è l'unico in grado di controllare e difendere la casa di 6. Alfiere G5, la mossa di Carlsen. Cavallo C2, da una parte vogliamo manovrare in E3 rafforzando la casa D5 e dall'altra in B4 esattamente per la stessa idea. Cavallo 7 giocato in partita, cavallo B4 e dopo scusate, e dopo arrocco pedone A4. In apertura spesso il bianco decide di affrontare queste spinte di pedone stile apertura spagnola, quindi quando abbiamo un pedone in A6, l'altro in B5, spesso avviene l'attacco dal fianco attraverso la spinta del pedone A, semplicemente per valorizzare il nostro fortissimo alfiere di case chiare. La partita prosegue, cattura in A4, donna per A4, dal nulla si è creato un pedone povero lui, un pedone arretrato, quindi questo qui si trasforma in un target, in un obiettivo del bianco
che, come vedete, dal nulla ha 1, 2, 3 e 4 pezzi appunto contro questo pedone. A5 sulla scacchiera, quindi alfiere B5, sfruttando l'inchiodatura di questa torre, o meglio l'inchiodatura del pedone, che non permetterà la cattura in B4. Il bianco è pronto a giocare mosse facili. Quali sono le mosse facili? Mosse nelle quali non dobbiamo pensare tanto, non dobbiamo pensare troppo, tipo a rocco corto. Quindi semplificazione centrale, cavallo per D5, alfiere 6 e alfiere C6. Il bianco decide di ritardare il proprio arrocco per essere sempre in grado di mantenere un pezzo forte lì in D5. Torre B8 sulla scacchiera, la minaccia sul pedone esiste e quindi torre 2 mantiene esattamente la stessa idea, quindi prima o poi da nero devo fare attenzione a non perdere quel pedone. Donna C8 sulla scacchiera, arrocco corto, alfiere D8 per difendere. Se l'alfiere in G5 aveva un ruolo offensivo, è chiaro che siamo soddisfatti che l'alfiere del nero vada in una posizione passiva. Pedone B4, adesso è il momento di valorizzare il pedone B, creando il pedone B libero, che potrebbe creare ovvi problemi. H8 sulla scacchiera, torre D2, donna 6, e a questo punto B5, diciamo che chiude, spinge indietro la donna avversaria, la spinge in una posizione peggiore, quindi ti costringo ad andare indietro, e quando la donna va in A7, donna A3. L'idea è facile, sin dall'apertura, dopo poche mosse, a quel pedone di 6 è diventato un pedone debole e il bianco vuole cercare semplicemente di prenderlo di mira. Adesso non è affatto facile per il nero difenderlo, infatti in questa posizione decide di catturare il cavallo e di subire questa intermedia. Che questa intermedia sia sfuggita, probabilmente no, però non c'è di meglio. Il bianco cattura il pedone D6 e guadagna un tempo importantissimo contro quella torre in F8 e quando l'alfiere difende la torre ricattura in D5 soddisfatto di aver catturato un pedone. Torre D8 sulla scacchiera cercando di sfruttare un po' di tattica, probabilmente donna A2, che la mossa della partita era la scelta diciamo era ciò che stava immaginando Carlsen, e dopo il cambio delle torri il nero investe tutta la sua attenzione sul pedone A libero. Chi sta meglio qui? Direi che il bianco ha un pedone in più e finché questo pedone A non avrà futuro, è facile da bloccare, magari torre 1, donna 2, forse alfiere D5, finché il pedone A non avrà futuro sarà facile catturarlo. Donna A2, pedone A3, donna per F7, torre F8 e qui la mossa di Kamsky. Questa è una partita molto bella perché come avete visto è molto lineare e qui Kamsky ha giocato una mossa intermedia altrettanto bella, spettacolare, che è il fatto di sfruttare il sovraccarico della donna dalla difesa dell'alfiere giocando B6. In questa posizione il giovane, l'adolescente Carlsen decide di arrendersi perché in caso di cattura seguirebbe donna per alfiere attaccando la torre. Tempo importante per salvare il proprio alfiere di case chiare. Partita a senso unico da parte del fortissimo Kamsky, che all'epoca 2690 punti lo portava nelle prime posizioni della classifica mondiale, contro un adolescente Carlsen. E4 C5, cavallo F3, cavallo C6, D4, catturo, catturo, cavallo F6, cavallo C3. Pedone E5, ricordate, il pedone ha il ruolo di controllare la casa D4, nel mentre il bianco piazza il proprio cavallo nella zona di salto dell'occupazione della casa D6. Pedone D6, alfiere G5, qui siamo in piena teoria dove entrambi vogliono giocare per il controllo della casa centrale. Alfiere per F6, alfiere per F6, dopo C3 sappiamo, o comunque sia, vi dicevo prima, quanto sia importante questo alfiere, quanto è importante mantenerlo in gioco, alfiere G5, la scelta della partita. Cavallo E7, cavallo B4, dopo arrocco arriva il pedone A in avanti. La partita prosegue, donna per A4, inchiodando e rendendo questo pedone un pedone debole, e dopo alfiere B5 arrivano delle semplificazioni per poi ottenere questa posizione che di per sé in questo momento sembra molto comoda e facile per il bianco. Il bianco non ha alcuna fretta di catturare pedoni, è chiaro che se noi stiamo meglio, ci mettiamo a catturare pedoni e permettiamo al nostro avversario di semplificare, quella situazione potrebbe essere una situazione più facile per lui. Alfiere D8, scelta passiva difensiva, e a questo punto il pedone B
raggiunge facilmente il suo obiettivo di diventare un pedone libero. Donna 7 sulla scacchiera, donna 3, alfiere per D5, donna per D6, ottima intermedia. Kamsky ha calcolato meglio di Carlsen perché dopo la cattura, torre D8, torniamo indietro e dopo le semplificazioni il pedone A in realtà non ha alcun futuro. Donna 2, attacco F7, probabilmente la spinta in F6 diventa necessaria, così come magari torre 1 o torre D1 darebbero un ottimo gioco e un'ottima iniziativa per il bianco. Donna 2, donna 3, donna per F7 di attacco, torre F8, non so, forse questo è l'ultimo tentativo, o semplicemente all'adolescente Carsen è sfuggita questa intermedia di pedone B6. Spero che questa partita vi sia piaciuta, molto interessante, molto lineare per il bianco, potrebbe essere uno schema da adottare contro questa variante della siciliana. Ciao a tutti e alla prossima!